Seconda corsa, confronto riservato ai gentleman, non corre il numero 9 Cedro Bro, problemi per Dinatà in partenza che rimane lontano. E lo schieramento vede Dr. Adri dell'Istici, Cartier, Dinatà, Colorado Spring, Dakota dei Rum, Delivery dei Mag, Contento Joe. Favori per dell'Istici in chiusura, numero 2 Michela Rossi, macchina che accelera con la velocità di Cartier insieme a Dakota dei Rum che insiste, si avvantaggia e in breve passa a condurre. Dakota dei Rum dunque leader nei confronti di Cartier. Dr. Adri in terza posizione precede Delise TC che ha spostato all'esterno e in quarta posizione c'è così Delivery dei Mag. Tanto va via sul ritmo, 15 primi 200 metri, il leader Dakota dei Rum che completa un quarto iniziale in 30 e mezzo, rendendo così dura la vita dell'Istici, la favorita, che ora a ridosso di Cartier in seconda posizione, mentre lungo la corda segue Dr. Adri. Tanto il 600 in 45,8 procede sempre spedito. Dakota dei Rum. Allieva di Gennaro Casolari che completa in 1 minuto e 9 decimi il primo mezzo miglio. Delise sempre di fuori a Cartier. Dr. Adri di rincalzo con al largo Contento Joe, chilometro che se n'è andato sul piede dell'1,16. Per corsie esterne c'è anche Colorado Spring, forma una terza pariglia, poi Delivery dei Mag a precedere Dinatà. 400 alla conclusione con il leader che non si lascia, la leader che non si lascia avvicinare. In seconda posizione rimane in quota Cartier, poi Dr. Adri, mentre cala Delise TC. Allunga ancora Dakota dei Rum quando siamo all'ingresso in addirittura d'arrivo, non meno di 2 lunghezze di vantaggio su Cartier. Ultimi 100 metri di gara con Dakota dei Rum che controlla la situazione e viene a vincere facile su Cartier. Al terzo posto è il numero 1, Dr. Adri. 1.15.8, 31 a chiudere, ma vittoria ormai in saccoccia per Dakota dei Rum che con percorso d'avanguardia vince molto bene questa seconda corsa riservata ai gentleman in sediolo Massimiliano Michelotto per conto di Gennaro Casolari e del signor Francesco Greco.